Allora, l'attività SUEM è importante perché come è iniziata originariamente lo slogan era portare l'ospedale al letto del paziente ed effettivamente i risultati si vedono. Io ho accettato, anzi ho accolto con grande favore l'idea che tutto il gruppo ha fatto per questo studio, perché a livello nazionale non c'è assolutamente nessuna evidenza scientifica sull'efficacia di una rianimazione cardiopolmonare e su eventualmente i residui. E anche capire, vista la formazione praticamente capillare che è stata fatta sul territorio delle persone cosiddette laiche, cioè quelle non sanitarie, sulle manovre di primo soccorso, quindi sulla rianimazione, sull'uso dei defibrillatori, quanto questa attività di formazione fosse valida e efficace. Noi sappiamo che un arresto, se non viene supportato dal massaggio cardiaco, nel giro di pochi secondi porta a morte milioni di cellule neurologiche e quindi questo determina poi, anche se c'è la ripresa del ritmo cardiaco, un esito nefasto per il paziente che potrebbe rimanere disabile e in uno stato di incoscienza. Allora, dopo aver avuto l'idea, abbiamo formato un gruppo di lavoro, una squadra di lavoro nei due pronto soccorsi di Campo San Piero e Cittadella. Valutato la fattibilità della cosa, abbiamo creato una procedura operativa per dare modo a tutti gli operatori dei pronto soccorsi di inserire e registrare correttamente i dati, e dal 1° gennaio 2017 in pratica è iniziata questa registrazione. Tutti gli arresti cardiaci che avvenivano extraospedalieri nel territorio dell'Alta Padovana venivano registrati in questo progetto. Allora, dopo aver completato la raccolta dei dati, abbiamo registrato in totale 288 arresti cardiaci. E di questi 288 arresti cardiaci, 130 sono stati sottoposti a rianimazione cardiopolmonare da parte dei mezzi di soccorso intervenuti. La maggior parte degli arresti cardiaci avvenivano a casa e in oltre il 50% dei casi sempre avvenivano di fronte a qualcuno, persone ad esempio familiari, che potenzialmente potevano iniziare delle manovre di rianimazione cardiopolmonare come il massaggio cardiaco. Purtroppo di queste persone che potenzialmente potevano eseguire un massaggio cardiaco, solo un caso ogni 5 lo eseguivano e raramente il defibrillatore veniva usato, che invece avrebbe potuto incrementare potenzialmente di un 10% la sopravvivenza di questi pazienti. Abbiamo notato, come in altri studi svolti a livello mondiale e internazionale, che i pazienti che tendono a sopravvivere di più sono coloro che in fase preospedaliera, quindi di fronte a chi vede l'evento nei primi minuti, ricevono manovre di rianimazione cardiopolmonare, cioè il massaggio cardiaco e una defibrillazione precoce. Noi siamo nati come gruppo di formazione Italian Resuscitation Council nel 1996. È importante la formazione sul territorio perché, come è già stato detto in precedenza, se qualcuno sa fare qualcosa nell'immediato aumentiamo le possibilità di sopravvivenza per la singola vittima. Formiamo circa nelle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e con l'uso del defibrillatore semiautomatico esterno circa 1000-1100 persone all'anno. La metà di queste sono persone che non fanno il nostro lavoro, quindi popolazione. Abbiamo un altro gruppo di formazione che è di Piove di Sacco, con il quale lavoriamo molto bene insieme, e l'unione fa la forza e bisogna portare avanti questo sistema di formazione. Una perfetta catena della sopravvivenza con riconoscimento precoce dell'arresto cardiaco e l'allarme al 118, con l'inizio delle manovre di rianimazione cardiopolmonare precoce, con l'utilizzo del defibrillatore che era presente sul posto e con il successivo arrivo dell'equipe di soccorso avanzato e il trattamento sanitario avanzato in ospedale. Ecco, io non posso far altro che ringraziare tutti i medici e tutti gli infermieri che hanno partecipato a questa ricerca. Questa ricerca che ci dice che nei pronti soccorsi, oltre all'attività clinica, si può fare anche attività scientifica, attività di ricerca. Io credo che questo sia il futuro dei pronti soccorsi, se vogliamo rendere in futuro sempre più qualificata la nostra attività.